Strage di pedoni sulle strade venete. Solo nel mese di aprile i pedoni investiti sono stati 13, 3 hanno perso la vita e una decina sono i feriti. Il fenomeno è in aumento nella nostra regione ed è arrivato a cifre preoccupanti. Nel nord-est si conta un morto sull'asfalto ogni 15 giorni e la maggior parte di queste vittime sono a piedi o su due ruote. Sono oltre 2000 all'anno i ciclisti coinvolti in incidenti, numero questo che porta il Veneto al secondo posto nella classifica delle regioni italiane per numero di incidenti che coinvolgono le due ruote. Solo nelle ultime settimane una giovane di 14 anni è stata investita e ferita gravemente a Ponte di Brenta, nel Padovano, mentre a Breda di Piave moriva un novantenne poche ore dopo essere stato investito. A Vicenza, in sole 2 settimane, gli investimenti sono stati 9, di questi 2 sono bambini in giovane età. L'aumento di incidenti e investimenti ha preoccupato istituzioni e associazioni venete, tanto che molte sono state le iniziative di informazione nate sul territorio. Si è conclusa ieri la settimana della sicurezza stradale, manifestazione che vuole sensibilizzare i grandi e piccini sull'argomento. Inoltre Fabbrica, il centro di ricerca sulla comunicazione di Benetton Group, ha lanciato una nuova campagna di sicurezza intitolata Make Walking Safe, rendi sicura la passeggiata, invitando i giovani visual designer ad ispirarsi allo slogan Siamo tutti pedoni. Anche le scuole venete si danno da fare per sensibilizzare i giovani studenti. In molti comuni i vigili urbani aiutano i bambini delle scuole elementari ad attraversare le strisce, insegnando loro le regole fondamentali per non incorrere in pericoli o disattenzioni. Mentre per gli studenti più grandi l'Istituto Scolastico Regionale ha indetto il progetto Io non ci casco, che insegna che a breve inforcherà motorini e moto le regole basilari del codice della strada. Il Veneto dunque, insieme alle altre regioni italiane, concorre a portare l'Italia al terzo posto per numero di pedoni morti, dopo Polonia e Romania. Nell'ultimo anno sulle carreggiate italiane quasi 600 persone hanno perso la vita e oltre 20.000 sono stati feriti per incidenti stradali.